Il cadavere di Roberto Checucci, un 53enne di Fucecchino in provincia di Firenze, fu trovato lo scorso 27 settembre sull'argine dell'Arno, a Castelfranco, colpito da una serie di coltellate, identificato solo dopo alcune ore. Un canicattinese, Luigi Cascino, anche lui 53enne, è stato arrestato dai carabinieri. Cascino era vicino di casa della vittima, da anni residente a Fucecchino, dove lavora per un'azienda della raccolta dei rifiuti. Ad incastrarlo sarebbe stato il DNA repertato su alcuni lembi di pelle rimasti sotto le unghie della vittima. Secondo gli inquirenti, Cascino avrebbe agito con premeditazione per vecchie liti condominiali con la famiglia della vittima. L'indagato è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza urbana a Santa Croce sull'Arno, collocata su una rampa d'accesso all'argine, dove poco dopo si è consumato il delitto. A Cascino gli inquirenti sono arrivati simulando un normale controllo stradale con il quale hanno sottoposto all'etilometro il figlio. L'esito del controllo ha dato, spiega il procuratore Crini, una compatibilità del 99,99%, come avviene in questi casi, accertando il fatto che a uccidere il povero Checucci era stato suo padre. Nell'armadietto del luogo di lavoro, ha concluso il procuratore, sono stati trovati e sequestrati gli indumenti indossati la mattina del delitto, da quello che noi riteniamo essere il killer e un coltello e la punta di un mazzuolo che riteniamo siano state le armi del delitto. Per gli investigatori, l'arrestato avrebbe seguito la vittima lungo l'argine dell'Arno, dove Kikuchi andava spesso a camminare, restando a distanza per circa 1 chilometro, per poi aggredirlo nei pressi di un canneto che dista 190 metri dal luogo dove poi è stato ritrovato il cadavere. L'aggressore avrebbe inseguito il 53enne che ha opposto resistenza, finendolo poi a coltellate e colpi di mazza.